Lo sappiamo tutti che il lockdown rappresenta, diciamo, la cura disinfettante, ma noi il lockdown non ce lo possiamo permettere e quindi sto qui a dire che la fase di convivenza è ufficialmente iniziata e in capo a tutti noi la responsabilità. Se il Covid è l'infezione, il lockdown è il disinfettante. Un disinfettante che costa caro all'economia. Luca Zaia rilancia così la sfida per tornare alla normalità. Da una decina di giorni i numeri dell'epidemia sono in calo, ma la vera prova sono le riaperture iniziate questa settimana. Se la curva pandemica non torna a salire, allora comincerà davvero una nuova fase in cui verrà puntato tutto sulla vaccinazione. Oggi ci sono 72.000 posti per gli over 60 e questa mattina sono state aperte le prenotazioni. E questa mattina abbiamo chiesto di aprire le agende vaccinali e quindi la possibilità di prenotarsi le giornate fino al 19 di maggio. Abbiamo aperti in questo momento posti liberi per almeno 72.000 posti sopra i 60 anni. Chi volesse prenotarsi, ci sono intanto già dei posti liberi, non tantissimi, già su domani. Dopodiché c'è dopodomani e tutti gli altri giorni fino al 19 maggio. E vi dico anche che il nostro obiettivo è un obiettivo ambizioso di iniziare da domani a 40.000, oltre 40.000 vaccinazioni al giorno, quindi non escludo di anticipare i cinquantenni a metà maggio. Intanto entro 10 giorni sarà operativa l'app per la prenotazione dei vaccini, che potrebbe diventare una vera e propria rivoluzione destinata a restare anche nel post-Covid per altri servizi sanitari. Stiamo pensando anche al fatto che molte prestazioni sanitarie possono essere gestite con questa modalità che ormai abbiamo ben collaudato e quindi uno deve farsi la risonanza, la TAC, l'ecografia o altro, magari utilizza lo stesso canale, lo stesso sito, la stessa app che ha utilizzato magari fino a qualche mese prima per i vaccini.